Nasce questa sezione primaverile da una serie di ragionamenti che l'associazione fa per quel che riguarda la prevenzione. Da sempre Noi per Noi applica l'informazione per la prevenzione. Crediamo molto nella prevenzione, la prevenzione aiuta la persona a stare bene con gli altri, con se stessa e fa anche risparmiare. Siamo davvero contenti di ospitare questa serata di informazione perché proprio durante la pandemia l'aumento delle lezioni in DAD, dell'utilizzo appunto dei computer per il lavoro, per lo studio, ha accentuato quelle che sono appunto le patologie legate all'occhio e alla vista. La miopia è un problema sempre più diffuso soprattutto nelle giovani generazioni. Crediamo quindi che ogni iniziativa volta a sensibilizzare e a informare sull'importanza della prevenzione, della cura dei disturbi della vista sia utile appunto a migliorare la qualità della vita delle persone. Soprattutto ora che riprendiamo anche a fare le attività normali, prenderci cura di noi stessi è uno degli obiettivi importanti da perseguire. Non possiamo appunto dimenticare che la vista è uno degli organi più importanti del corpo umano e quindi è importante salvaguardarla e curarla. I più piccoli sono stati condizionati soprattutto nello stile di vita, in particolar modo gli è stata impedita la didattica in presenza per un periodo abbastanza prolungato ed è stata sostituita dalla didattica a casa e principalmente svoltasi davanti al computer, quindi al terminale. Questo ha cambiato radicalmente l'attività durante la giornata dei più piccoli, che si sono trovati ad occupazioni prettamente dell'adulto che lavora al computer. In questo caso anche il sistema visivo dei bambini ha subito un progressivo adattamento a quella che era la condizione in cui si sono dovuti trovare a svolgere l'attività scolastica e per questo tutte le conseguenze visive si sono manifestate in maniera più o meno evidente nei vari bambini e che quindi sono tutte conseguenze che andranno poi gestite sia nel breve periodo che sul lungo periodo attraverso pratiche di prevenzione per i più piccoli. Il significato della serata fondamentalmente è quello di sensibilizzare la popolazione riguardo a quelle che sono le principali tematiche patologiche sull'ambito oculare. È fondamentale nell'oftalmologia, quindi nell'oculistica in generale, la prevenzione, perché purtroppo gran parte delle malattie sia dell'adulto sia del bambino in ambito oculare non danno delle avvisaglie prima, quindi uno nelle fasi iniziali di molte malattie non sa di avere una malattia e purtroppo quando comincia a avere dei segni e dei sintomi è tardi, quindi è fondamentale avere una cadenzialità in quelli che sono i controlli sia nell'adulto che nel bambino che portino appunto a intercettare l'inizio delle malattie il prima possibile. In questo periodo storico col Covid e così via purtroppo abbiamo assistito effettivamente a una perdita di questa cadenza, perché è stato difficile organizzare le visite, si è sospeso il percorso di prevenzione e purtroppo abbiamo visto un sacco di patologie in fase terminale alle quali possiamo prestare soccorso in maniera minore rispetto a come avremmo potuto fare.